Parlo di molti anni fa, amavo il surrealismo, no? E ho cominciato a dipingere delle cose surreali, però mi sono fatto delle domande pensando da dove arrivavano queste immagini, cioè questa creazione immaginativa, da dove arriva? E ho cominciato a sondare la memoria, cioè è stato fatto da parte mia un viaggio proprio per vedere dove per capire più che altro da dove arrivavano queste immagini, no? Quindi i mondi non erano mondi fini a se stessi, ma erano mondi quasi che io avevo precedentemente vissuto, era un po' questa la ricerca, no? E infatti avevo lavorato un periodo dove tutto ciò che veniva fuori, che assomigliava alla realtà, io lo cancellavo, per vedere se riuscivo a penetrare dei bagagli che io definisco della memoria, no? E quindi ho cominciato a fare questi mondi fantastici dove ci sono dentro personaggi e figure e ambienti che difficilmente si trovano nel nostro mondo, no? Che però io dico che appartengono a qualcos'altro, forse a delle vite già fatte precedentemente, no? Però nello stesso momento inserivo dei pezzi, si fa per dire, delle opere, delle figure, della pittura del passato, del 500, del 600, perché attorno agli anni 80 gli artisti si erano allontanati da quello che era la pittura, no? E si era arrivati a fare performance e basta, sembrava che uno che dipingeva era finito, non doveva dipingere, no? Allora io ho detto no, ma non puoi non tenere in considerazione il Caravaggio, non puoi tenere in considerazione Dalì, lo stesso, oppure i grandi maestri del passato, e quindi io li inserivo apposta per dare forza alla pittura del passato che era stata messa un po' nel dimenticatoio, no? E infatti questo tipo di pittura sempre negli anni 80 c'è stato Pio Monti, che era amico anche di Andy Warhol, che aveva lanciato la pittura colta, pittura di citazione, e ha preso 40 artisti, tra i quali uno ero io a livello nazionale, e a una mostra che abbiamo fatto a Macerata, la mostra si chiama L'Unicorno, perché devo pensare un attimo, e ha messo questi 40 artisti che facevano questa pittura di citazione tutti assieme. È stata presentata come la pittura d'avanguardia in quel periodo dopo la transavanguardia. Ma io credo che sia importante saper dipingere oggi, infatti c'è un ritorno alla pittura, diciamo, di maniera vera, no? Che non vuol dire ripetere ciò che è stato fatto nel passato. Metamorfosi post-industriale, stavo pensando anche al significato. Perché metamorfosi post-industriale? Io usavo prendere delle tavole o del materiale di riutilizzo, di riciclaggio, molto tempo fa ancora, no? E ho preso questa porta, che era una porta che nell'industria si butta, faceva parte proprio di qualcosa che era all'interno della fabbrica di mobili, eccetera, che però bruciavano. E io dico, no, fermati, chi l'ha fatta era una cosa bellissima, perché c'è un pezzo di legno bello che ha già delle venature, no? E queste erano delle venature di legno ben precise, non c'era questo lavoro qui. Quindi poi io l'ho presa, lavoro che faccio anche con altri legni, trasformo le venature in altro e faccio scaturire un'immagine o qualcosa, e cioè metto dentro il mio messaggio all'interno di questa tavola. Quindi voleva essere una metamorfosi post-industriale perché era una tavola che l'industria avrebbe buttato o ha usato, e metamorfosi post-industriale perché secondo me se l'individuo oggi, questa è una testa sotto che si vede, questo cerchio, oppure il mondo non esce di nuovo si fa per dire dalla testa, ma dalla situazione in cui si trova, e non va invece verso una dimensione più vera che gli appartiene, credo che ci saranno ancora grossi problemi più avanti, no? Quindi secondo me dovrebbe diventare qualcos'altro, dovrebbe tornare di nuovo a essere lui quanto spirito, dico io, perché io credo nella spiritualità, nell'anima, quindi lui dovrebbe ritornare ad essere quello spirito con i suoi veri valori, no? Infatti se si guarda, qua all'interno c'è un occhio, questo era un riferimento antico al terzo occhio buddista che si parlava, che ognuno di noi ha, ma era un simbolo, però questi due simboli, due segni azzurri, se uno si allontana dall'opera, vede che c'è una figura un po' misteriosa, che è potente, che incute anche paura, no? E questa per me era la rappresentazione dello spirito, ma non spirito pauroso, ma
o che fa paura, ma spirito, cioè anima, ognuno di noi che abbiamo una potenza meravigliosa, no? E se non tiriamo fuori queste cose qua di nuovo, io la vedo dura andare avanti con una società così. Ecco, questo era il significato dell'opera.